La tutela del territorio è un valore che la CIA ha nel suo DNA. Ricordiamo la mobilitazione contro il tracciato basso della TAV Venezia-Trieste, ricordiamo il patto, la Carta di Matera, questo patto fatto con le amministrazioni comunali proprio a salvaguardia del territorio. Siamo qui una volta di più per ribadirlo. Perché? Allora siamo intanto insieme a Paolo Quaggio, che è il presidente della CIA di Venezia. Ci troviamo appunto in provincia di Venezia, precisamente a Lugo di Campagna Lupia, e siamo qui con un presidio per dire che cosa, Presidente? Siamo qui per dire che l'ora, diciamo, di sfruttare ulteriormente il territorio è finita. Siamo nella zona in cui dovrebbe andare fatto il nuovo tracciato della Romea commerciale. Siamo decisamente contrari a questo perché andrebbe fatto in mezzo a terreno assolutamente coltivabile, ottimo terreno della zona, quando in realtà abbiamo già una Romea che potrebbe essere ampliata senza andare a deturpare ulteriore territorio. Quindi ampliamo la strada che abbiamo già senza togliere altri ettari di terreno a un'agricoltura, e tra l'altro un'agricoltura di qualità, perché ricordiamo che qui si fanno prodotti DOP, prodotti IGP. Certamente, l'idea, le proposte che noi abbiamo fatto sono due: o si raddoppia la Romea attuale nell'assedimento attuale, per cui l'uso del territorio viene diminuito al minimo, diciamo, mettendolo naturalmente in sicurezza, oppure si mette in sicurezza comunque l'attuale Romea, lasciandola più o meno così com'è, mettendo in sicurezza gli incroci, i vari ponti che ci sono, e si va a raddoppiare o a fare la terza corsia nella Padova-Bologna, in maniera da mandare il traffico pesante per la Padova-Bologna e non per la Romea. Insomma, Presidente, mi sembra che quello che voi diciate sia chiaro. Tra l'altro, insomma, si continua a dire il territorio, la tutela dell'ambiente, la stessa Unione Europea, tra l'altro costringe poi gli agricoltori, come dire, ad avere un occhio di riguardo, il cosiddetto greening, no? Insomma, gli agricoltori devono stare attenti al territorio e poi dopo noi lo asfaltiamo. L'assurdità della nostra politica in generale, quella regionale in particolare, secondo me è proprio questa. Si parla di greening, quindi si parla di difesa del territorio, di fare del verde, di fare ambiente e quant'altro, e poi quando si deve costruire una strada, ammesso che sia poi del tutto valido il discorso di farla, che quindi abbia una casualità vera, si va a farla in mezzo alla campagna, per cui diventa assurdo, a dire assurdo è poco, è proprio decisamente fuori luogo completo. E a questo proposito, Presidente, abbiamo anche il sindaco di Camponogara. Allora, cosa ne pensa di questa Romea commerciale? Ma io sono pienamente contrario alla nuova infrastruttura, anche perché dobbiamo cercare di razionalizzare il territorio, dobbiamo cercare di mantenere le risorse naturalistiche che abbiamo. La necessità è quella di mettere in sicurezza il nostro territorio, di mettere in sicurezza la nuova viabilità senza costruire un'altra di nuova, mettere in sicurezza le uscite alla Romea, e pertanto noi siamo pienamente contrari alla nuova Romea commerciale. Anche perché a me sembra che comunque il flusso di mezzi pesanti negli ultimi 10 anni, 15 anni si sia notevolmente ridotto, ahimè. Ma sì, ci sono soluzioni alternative alla metodologia trasportistica. Io credo che anche in questo caso ci sia la necessità di rivedere un attimo quelle che sono le soluzioni alternative al traffico veicolare. Grazie Sindaco, insomma anche le amministrazioni locali sono dalla vostra parte. Io credo che sia anche un loro vantaggio la salvaguardia del territorio. Ormai il territorio nella nostra zona, ma in Italia purtroppo, è assolutamente devastato. Bisogna dire basta a una devastazione selvaggia del territorio. Le alternative ci sono, ci vuole solo un po' di buona volontà, diciamo, per fare in maniera che da un lato si facciano le opere per lo sviluppo, ma da un altro non si vada a intaccare sempre l'agricoltura e solamente l'agricoltura.
Grazie a Paolo Quaggio, presidente della CEA di Venezia, grazie anche al sindaco di Camponogare. Qui da Lugo, da Campagna Lupi e dalla provincia di Venezia è tutto, ridiamo la linea allo studio.